Mettere la propria vita quotidiana in discussione di fronte al Vangelo è l'invito che il Vescovo ha formulato alla Arinox di Riva Trigoso, dove ha celebrato il precetto pasquale, una occasione ormai tradizionale di incontro. Anche quest'anno Sua Eccellenza è riuscito a venire a celebrare la Santa Messa qui da noi. Ormai è una tradizione che si ripete. Penso che questa sia la quinta volta che viene in Arinox e ci fa piacere tutte le volte riuscire a mostrargli qualcosa di nuovo, segno che l'azienda si sta sviluppando. Mi ricordo le prime volte che è venuto, penso circa 7 anni fa, eravamo agli inizi di questo investimento che stiamo portando a termine. Il fatto che lui tutte le volte voglia condividere con noi questa giornata è molto sentito da tutto il personale. Facendo riferimento al Vangelo, il Vescovo ha descritto il processo a cui Gesù è andato incontro nella sua passione e ha sottolineato come tutti siamo chiamati ad essergli testimoni nei processi a cui anche oggi Cristo stesso è sottoposto. Ecco, tocca a noi allora decidere come partecipare a questo processo. E credo che la nostra partecipazione sia fonte di vita nuova, di vita autentica, che porta nella nostra vita il gusto della bontà e della verità, dell'amore autentico e della luce. La presenza del pastore della diocesi e la vicinanza della chiesa locale sono state particolarmente significative per Arinox, che sta portando avanti gli investimenti avviati alcuni anni fa in un contesto più complesso dal punto di vista economico. È un anno difficile per noi perché il mercato è molto più complicato degli anni passati, principalmente dovuto ai dazi americani e alla crisi del settore dell'auto. Nonostante questo gli investimenti stanno andando a termine. Quest'anno entrerà in produzione il nuovo forno di ricottura e a fine anno gli slitter. Saremo pronti per ripartire e grazie al lavoro di tutti riusciremo anche a superare questo momento di difficoltà.